La chiavica della discordia. Non si tratta di un romanzo popolare oppure uso improprio di un brutto termine, ma quello che si sta verificando nelle ultime settimane a Marano. Nella località dalla tipica parlata veneta, come riportano le sacre scritture stradali all'ingresso della cittadina marinara, peggio dell'apparizione del mostro della laguna, il caso Chiavica tiene banco. Eppure non è un problema recente, ma di un remoto passato fatto di tanti punti interrogativi. Valle Grottari, oasi faunistica dove vi regnano al suo interno specie protette di altissimo valore naturale, così dicono gli ambientalisti, uccelli migrati dal fiume Stella e animali foresti secondo gli ambienti comunali. Sta di fatto che la disfida in atto tra le parti ha del grottesco tipicamente italiano. C'è un'area da tempo destinata a riqualificarsi in zona abitabile, tanto di porto per le imbarcazioni, un 30% del territorio all'interno della valle, progetto che si trascina da oltre 20 anni, approvato con delibera della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia nel 2007, con firma dell'allora governatore Riccardo Illy. Ma gli ambientalisti vedono nello sviluppo del mostro una sorta di cementificazione selvaggia di un'area destinata a ben altro scopo, dunque ne contestano la costruzione. Cosa c'entra la chiavica, direte voi? Ebbene, questo strumento serve a regolare il flusso delle acque tra la laguna e la valle, una paratia mobile fondamentale a evitare l'ingresso non regolato dell'acqua salmastra all'interno della valle, che comporta l'innalzamento dell'acqua distruggendone poi successivamente quello che esiste. Ma il comune dal canto suo ha sottolineato la necessità di tale operazione perché quello che mi sento poi di dire è che quella è attualmente ancora una valle da pesca e in tutte le valli da pesca il regime idraulico è regolamentato in entrata e in uscita da queste chiaviche, come è stato per 30 anni. Del resto la Val Grottari si è creata con una chiavica aperta, quindi né più né meno di come è adesso. Una cosa è certa, ognuno rema con la sua barca, secondo il suo io. Dunque, da bravo cronista di provincia, spetterà a chi vi parla sentire l'opinione reale della popolazione locale, nel buon senso del manuale delle giovani marmotte mediatiche. Ho un presentimento, ma lo esternerò nella prossima puntata. Si dice campa a cavallo che l'erba cresce. Bellissima manifestazione che quest'anno porta a ulteriori novità a Gorizia. Con grande piacere che presento la quarta edizione di questo internazionale, ormai è diventato un evento storico e la partecipazione sarà sempre numerosa e quest'anno anche dall'Austria ci saranno un sacco di novità anche collaterali, le carrozze, il defile delle carrozze storiche la domenica mattina, la mostra di pittura a tema equestre, insomma ci sarà sicuramente un sacco di gente che potrà appunto usufruire di varie manifestazioni collaterali oltre che ammirare appunto i cavalieri in gara. Qual è il segreto di questo evento? Secondo me la formula vincente è il segreto dell'evento, nel senso che portare l'equitazione al centro delle città e quindi coinvolgere sia i cittadini che appunto tutto quello che sono le istituzioni e gli sponsor, secondo me è questa la formula vincente. Ecco, la bellezza del cavallo, il fascino dello sport e della natura. Una domanda nasce spontanea, cavalli in città, ma i motori sono Euro 3 o Euro 4? No, a parte gli scherzi, secondo me l'evento piano piano già inserito nel top 50 eventi della regione sarà sicuramente per un futuro fonte di ispirazione anche per altre associazioni che credo lo riproporranno in altre città.